Bentornati in studio, rimaniamo sul tema del caro energia, caro bollette. Su questo tema si è espresso anche Confcommercio Verona. Diamo uno sguardo proprio a veronaeconomia.it. Arena, il presidente Paolo Arena, dice: famiglie e imprese sotto shock, è emergenza, difficile essere ottimisti. Dice il presidente di Confcommercio Verona: caro energia e inflazione mettono in ginocchio l'economia nazionale proprio quando si auspica la ripartenza. Orizzonte nero per le città d'arte, registrate perdite del 30%, Verona sopra la media italiana con un deficit del 50%. Questo è l'articolo pubblicato. L'articolo raccoglie anche il commento di Nicola Daldosso, direttore generale di Confcommercio Verona, che abbiamo in collegamento questa sera. Benvenuto direttore. Buonasera. Allora, lo scenario che ha descritto anche il presidente Arena lo conosciamo purtroppo, non è questione di essere pessimisti, è una questione di essere realisti, è un momento molto difficile questo. Purtroppo sì, è un momento drammatico, nel senso che oggi il caro energia, che si assomma a una situazione contingente che vede quali ingredienti di sottofondo un'inflazione che è sempre più spiccata, condizionata anche dai costi delle commodities, quindi dai costi delle energie in particolar modo, e dall'altra parte il permanere di una situazione di emergenza legata alla pandemia. Quindi il caro energia veramente sta intimorendo non poco le imprese, in particolar modo le imprese del terziario e del turismo, che escono da una fase, quella del 2020-2021, che le vede fortemente schiacciate tra lockdown, restrizioni, e quindi insomma è una situazione di emergenza e di estrema urgenza, perché rischia di non essere più sostenibile. E emergenza perché bisogna intervenire in maniera strutturale, concretamente. Sì, apprezziamo gli interventi che il governo ha messo sul tavolo in 2 riprese, ma riteniamo che questi siano insufficienti. Cioè addirittura lo stesso governo è preoccupato che il fenomeno dei rincari di energia elettrica e di gas vada ad impattare in termini di cannibalizzazione poi anche del recovery plan. Quindi sono necessari, come dicevo prima, degli interventi strutturali, soprattutto in termini di identificazione di strategie che ci portino ad essere meno dipendenti rispetto alle forniture straniere, quindi meno approvvigionamenti dall'estero e magari riuscire a una maggior produzione interna, e soprattutto va messa mano in maniera strutturale anche alla bolletta, perché insomma intervenendo su quegli oneri generali che oggi rischiano di non essere più comprensibili. Ma un dato fra tutti: bisogna pensare che dal 2021 sui nostri comparti nel 2021 sui nostri comparti la bolletta energetica ha avuto un impatto di poco più di 11 miliardi. Nel 2022 si stima che l'impatto sia lievemente inferiore ai 20 miliardi, quindi un raddoppio. Alcuni dati: per i pubblici esercizi e bar significa un raddoppio netto ai costi di oggi, così come per ristoranti significa un più 73%, un più 71% per i negozi di prodotti alimentari e un più 64% per le strutture ricettive. Stiamo parlando di incrementi medi percepiti oggi. Se immaginiamo che i costi possono ancora lievitare, lascio voi quali possono essere le conseguenze. Quindi noi siamo molto preoccupati per questo, perché ripeto, le micro e le piccole imprese così provate difficilmente riusciranno a sopportare un'ondata ulteriore di appesantimento quale quella che è l'inflazione, perché porta con sé un valore stimato all'intorno del 5%, e questo va letto con un altro dato preoccupante: che i consumi sono al palo, segnano un meno 7,7% ancora rispetto al periodo prima della pandemia. Quindi intervenire subito e strutturalmente. E poi mi consento una battuta: la transizione ecologica è sacrosanta, va affrontata, ma deve essere sostenibile sia sotto l'aspetto ambientale ma anche sotto l'aspetto economico. Non a caso parlate di vero e proprio shock di inizio anno, perché ha parlato delle bollette e le attività che fanno parte di Confcommercio si ritrovano a dover pagare
un prezzo dal punto di vista della bolletta altissimo, tra l'altro direttore, con gli affari che non girano, perché poi i ristoranti in questo momento sono vuoti, le persone hanno ancora paura di uscire. Speriamo davvero che con la discesa della curva pandemica e l'aprirsi un po' di questa stagione fine invernale, inizio primaverile, possa anche cambiare il trend. Ci stiamo forse abituando anche a rimanere un po' troppo in casa, secondo lei? Ma guardi, l'impatto che ha avuto l'emergenza pandemica sulla società è un impatto che ha toccato la salute, che ha toccato l'economia, ma che ha toccato anche l'interiore delle persone. Cioè, siamo chiusi, siamo intimoriti, abbiamo trovato delle dimensioni diverse che non vanno bene. Poi basti pensare anche all'impatto che ha avuto lo smart working su tutto ciò, ha avuto un impatto oggettivo rappresentato appunto dal fatto che meno persone ancora oggi sono mi passi il termine, in circolazione, ma poi ha avuto anche un impatto a livello emotivo, cioè le relazioni si sono modificate e Certo. quindi oggi la gente fatica ad uscire, quindi siamo passati da un lockdown effettivo, quello del 2020, con una coda che si è prolungata anche sul 2021, a un lockdown strisciante che è quello di oggi. Se noi giriamo per le nostre città, per i nostri centri storici, al di là del sabato e la domenica dove vi è un minimo di effervescenza in più, sembra di tornare indietro di mesi. Ed è questo un grande problema perché poi il fenomeno sociale ha una ripresa più lenta rispetto all'auspicata ripresa economica. Assolutamente. Voi chiedete l'estensione delle moratorie fiscali e creditizie, eh, anche perché ricordiamolo, nel 2020, nel pieno della pandemia, ci sono stati gli aiuti, i ristori, tanti o pochi, comunque qualcosa c'è stato. Quest'anno invece non si parla di queste cose, quindi sono ancora più soli gli imprenditori nell'affrontare una situazione, lo dicevamo appunto poco fa, di estrema emergenza. Sì, gli imprenditori vivono questa sensazione di estrema solitudine che li porta a uno stadio anche di disperazione sotto l'aspetto di aspettativa di continuità aziendale. È vero, ci sono stati nel 2020 e nel 2021 ristori, non entro nel merito se sufficienti o non sufficienti perché credo che ciascuno di noi possa trarre le proprie valutazioni vedendone poi i risultati ad oggi. Ok, ma basti pensare che al 31 dicembre del 2021 si sono interrotte le moratorie creditizie e le moratorie fiscali. Noi come Confederazione a livello nazionale, regionale e anche a livello locale è da settembre dell'anno scorso che spingiamo nel far presente che le moratorie scadranno. Siamo arrivati a una proroga a livello comunitario della possibilità insomma, di mantenere in piedi ciò che nacque con il decreto liquidità e quindi la possibilità di aiutare le imprese con il temporary framework, d'accordo? Però nella sostanza le moratorie sono finite il 31 di dicembre e le rate, i prestiti che si sono accesi allora e quelli che erano presenti in sospensione da gennaio hanno ripreso l'ammortamento e quindi non tornano più i numeri perché l'equazione è entrate devono coprire le uscite. Oggi entrate ve ne sono molto poche, di uscite purtroppo ve ne Tante. sono tante, vuoi i costi dell'energia, vuoi il costo del personale, prendiamo l'esempio della cassa Covid, anche questa era da prolungare, da prorogare per le micro e piccole imprese. È stato fatto qualcosa, ma è stato fatto qualcosa di pasticciato, di difficile utilizzo e addirittura se pensiamo che le circolari INPS sono ancora in fase di emanazione, non vi è ancora un quadro certo. Gennaio è trascorso e i dipendenti che erano diciamo così, distaccati dal lavoro a casa, quindi fermi, il mese di gennaio come lo affrontiamo? Per non parlare, direttore, anche della difficoltà di reperire appunto personale, che qui si aprirebbe un altro capitolo e dovremmo stare qui tutta la serata. Un altro capitolo decisamente preoccupante perché è un altro elemento che rischia di condizionare la ripresa, che mai si coniuga ai valori che sentiamo raccontare in questi giorni di un 9% di disoccupazione, quindi un valore ancora alto rispetto alla incapacità di soddisfare praticamente la domanda di lavoro da parte delle imprese. Ecco, Certo. diciamo che soprattutto nei nostri settori che sono labor intensive questo rischia di penalizzare ulteriormente la ripresa.
Grazie direttore, ringraziamo Nicola Dal Dosso per essere stato con noi stasera e per averci fatto questa analisi dura, però molto realistica del momento che stiamo attraversando. Ci auguriamo, direttore, che il trend si possa invertire il prima possibile e si possa tornare a una serenità maggiore, sia per gli imprenditori che sono impegnati in prima linea, ma anche un po' per tutti i commercianti, tutte le persone, le famiglie e le imprese in generale. Grazie per L'auspicio essere è stato con questo. noi. Grazie, buona serata. Noi andiamo avanti, lasciamo spazio alla musica e torniamo tra poco con un nuovo ospite.